Amici bellini, con un po' di ritardo ma con grande soddisfazione possiamo andare a rivedere questa partita, perché ho potuto riguardare, che bello guardarmi un secondo tempo senza il patè del risultato. Un Napoli serissimo. Cominciamo. Allora, io ho anche la fortuna che poi la gente mi manda la qualsiasi, quindi io so tutti i dettagli, però mi sono rivisto tutto bene e penso di trovarla una cosa che non ha visto nessuno, perché c'è il secondo rigore, c'è dell'altro. Benvenuto Psycho e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono Valerio Fluido, ci divertiamo. Questo è proprio il godersi il percorso, come andrà, però è godibile il percorso, perché è un Napoli che non ha voluto mollare, ha voluto fino alla fine giocarsela, ha schiacciato l'Inter nella sua metà campo e non gli abbiamo dato respiro. Che bello poter parlare di un pareggio, perché altrimenti la prestazione sarebbe andata persa. Quindi lasciate il like. Immaginate, no? Non arriva il gol di Billing, quello la para, si sarebbe parlato di un Napoli che comunque non ce la fa, la qualità manca, eccetera eccetera. Invece sarebbe stato un peccato perderci la prestazione, quindi andiamo con fiducia a rivedere. Ci spostiamo e abbiamo troppi screenshot, diventa quasi un recupero della live. Poi sto decidendo, cliccate sulla campanella, nel canale Telegram sapete, lo trovate in descrizione, se andiamo live magari giovedì per recuperare il perso, perché è un peccato, voglio sentire tutte le vostre considerazioni. E partiamo alla rinfusa, perché dovevo riguardare prima il secondo tempo, e voglio sottolinearvi la prestazione di Gilmour, che tu dici, però Billing, invece Gilmour ha fatto veramente una buona partita e soprattutto lo vedo potenzialmente leader, perché in questo caso la palla ce l'ha Di Lorenzo, il Napoli sta sviluppando, e questo è importante, 4-3-3 ragazzi, è un 4-3-3 ibrido, orfano dell'esterno sinistro, ma ci arriviamo. E Gilmour fa a tutti gli effetti la mezzala a destra all'Anghissà, andando a prendere poi bastoni alto. Però vedete come lui dice a Di Lorenzo sali, e mica è poco, insomma ha dimostrato grande personalità sul pezzo, non ha una fisicità imponente, però non disdegna la lotta, è andato al tiro più volte e ha poi il lancio, lo vedete. Bello però anche poter parlare di un Lobotka che ha preso iniziative, forse anche la presenza di Gilmour, che ogni tanto si poteva alternare in funzione di play, permette a Lobotka anche di prendersi delle licenze. E questo porterà al pareggio di Gilmour. È arrivato al tiro scambiando con Lukaku in questo caso, tiro forte che però di sinistro finisce alto. Insomma, il Napoli nel secondo tempo si prende la palla. Se nel primo tempo c'era stato un po' di palleggio, uno di qua, uno di là, qualche occasione, qualche blocco, secondo tempo non c'è stata storia, cioè il Napoli si è preso il pallone e li ha schiacciati. Non molte però le parate di Martinez, perché molti sono stati i blocchi, abbiamo visto bastoni in grande spolvero, non so quanti calci d'angolo, insomma palloni ribattuti. Questo qua invece è il tirone, questo è proprio il tirone di McTominay, che fortissimo esplode il destro. La palla sembra quasi anche andare tra le gambe di Acerbi, una cosa del genere. Insomma, c'è stata una leggerissima deviazione, ma la palla è andata dritta per dritta. Martinez la para. Parlando di blocchi, bastoni, in questo caso in scivolata su questo tentativo di destro di Politano, e qua stavano in affanno e la qualità individuale li ha salvati un paio di due curriculum, e da questi due curriculum si evince che ho lavorato all'aeronautica di lì, agli specializzati di lì, e posso andare a lavorare all'estero perché quel curriculum mi autorizza a fare quello, perché ho già delle stellette sul petto. La prestazione di Raspadori potrebbe essere una di quelle. Che voto diamo a Raspadori? Perché ha avuto un po' di difficoltà di controllo del pallone, però mi sento di dire che a livello di raccordo comunque si è mosso abbastanza bene con Lukaku. È una posizione comunque la sua, quella di sottopunta che gira intorno all'attaccante, quindi mollava la zona, diciamo, da esterno sinistro, da Neres, da Kvara, e che veniva spesso occupata poi da McTominay o da Spinazzola quando faceva tutta la salita. Però in questo caso, per esempio, Raspadori si muove bene, si gira bene e avrebbe recuperato, avrebbe guadagnato un calcio di punizione
poi non ne abbiamo Di Marco a tirarlo, però è molto più pericoloso di quello che poi non l'ha mai chiamato questo fallo di Zielinski, che da qui si vede molto bene, se lo tira a terra, non lo chiama niente. Doveri molto male. Io ho letto la qualsiasi, ci sono stati questi 2 giorni dove ho potuto leggere e ho sentito di interisti che si sentono loro danneggiati, eccetera eccetera. Io dico che Doveri è uno dei peggiori arbitri perché non arbitra la partita, lui gestisce, vede una cosa, se si rende conto che quella cosa non l'ha chiamata poi appara dopo, è il peggior arbitraggio possibile che scontenta veramente tutti, quindi le vedremo le cose un pochino, come si dice, chiacchierate, ecco. Sottolineiamola questa uscita disperata di Meret, lancio di Barella, questa sarebbe stata l'unica occasione per l'Inter per impersierirci nel secondo tempo. Tempismo in questo caso di Meret che tocca il pallone, lo fa ricambolare, ricochet per Dumfries e quindi scelta di tempo. E questo per esempio, bam, proprio una bellissima gomitata, proprio stretta in viso, stretta nel senso straight, direttamente sul volto. Male, molto male. Qua niente per nessuno. Se questa cosa qua non ne parla nessuno, non lo vuole dire nessuno, ma si concentra su quel fallo di Rachmani su Thuram che nel primo tempo c'è, assolutamente c'è, l'arbitro lo considera fallo, ti dà il vantaggio, quindi non è che non ha chiamato niente, c'era il fallo, vantaggio, si poteva dare il giallo su Rachmani sicuramente, mentre gli interisti si possono divertire a dire più lo guardo e più diventa rosso. No, il rosso è l'intervento di Teo Hernandez ieri, che va a colpire in volo entrambe le gambe di Marusic rischiando di fargli veramente male. È una scivolata da dietro dove non prendi il pallone, prendi il polpaccio, la caviglia, insomma niente di che, veramente niente di che. Si può dare da regolamento il giallo per Rachmani, ma lo devi dare anche qua, quindi mutissimi. Uno potrebbe dire ma magari l'arbitro era lontano. No, era proprio lì. Nel finale entra anche Ngonghe, entra volenteroso, diciamo, però l'ultima scelta non è eccezionale. Difficile anche quando hai pochi minuti a disposizione, ma tant'è. In questo caso mi sarebbe piaciuto un tentativo di passaggio verso la corrente McTominay che poteva incontrare il pallone qui, invece fa un passo in più e poi cerca di metterla con l'esterno sinistro, perché poi dalla destra non tutti i mancini si prendono la responsabilità di crossare col destro. E da qui parte il gol di Billing con Lobotka tra Zielinski e Frattesi. Lobotka va in verticale su McTominay. Vedete che nel frattempo è entrato Okafor, che veramente fa, anche lui tende ad accentrarsi ma con più disinvoltura rispetto a Raspadori, fa l'esterno sinistro. Verticalizzazione di Lobotka per McTominay, che non fa altro che stoppare il pallone e aspettare, perché Lobotka la dà e va, e quando va riprende il pallone e partono Billing, Lukaku e Lobotka andrà in serpentina fino al dentro l'area. Il primo tiro di Billing non è eccezionale perché poi col suo piede, col sinistro, ha un po' di porta a disposizione, ma se la fa parare, però è lungo e quindi riesce ad allungare poi il destro sulla respinta, quindi tutto bene quel che finisce bene. Da sottolineare un Ngonghe che forse voleva andare a prendere il pallone, voleva portarlo a centrocampo per provare l'assalto e vincerla, ma la gioia è troppo grande, l'esplosione dello stadio è troppo grande e quindi Billing si va a prendere l'abbraccio di compagni e panchina e l'abbraccio di tutto lo stadio. A quel punto lo stesso Ngonghe col pallone arriva ad esultare. Se si fa quello che si deve fare. Vediamo un po' quanto specchio aveva Billing, poi è facile da casa dirlo, però ci sono un po' di opzioni per non farsela parare da parte, è andata bene. Mi pare fosse per un altro fallo di mano, mi potete dire nei commenti. Qua viene ammonito Contini in panchina perché fa così, o l'arbitro ha capito un altro gesto, il gesto dell'ombrello, diciamo, perché Contini fa così a dire, e invece l'arbitro
non può accettare, mica andiamo ad ammonire gli scontri di gioco, andiamo ad ammonire Nikita Contini, di cui si dice un gran bene. E mentre tutti fanno la faccia brutta perché la tensione così, ce n'è uno che invece è bellissimo. Eccolo qua. Signori, allora mi stavo divertendo, mi sono arrivate 5.000 messaggi privati con la mappa di calore, la hit map di Inzaghi, perché non l'ha fatto solo con noi, è tutto il campionato, forse anche gli anni scorsi, che lui si vive una partita a parte che non potrebbe, fuori dall'area tecnica, entra in campo, fa il time out, si porta tutti, perché a un certo punto Inzaghi va in grande difficoltà, chiama a gran voce il 4-4-2, i giocatori non sono abituati, quindi non sanno come mettersi, Inzaghi entra in campo, spiega, eccetera, eccetera. Qua prova proprio a intervenire sul pallone, mentre Di Lorenzo sta andando a prendere il pallone, c'è un fallo laterale. Questo è Inzaghi che va a gamba tesa su Di Lorenzo. Mi pare che questa qua non l'abbiamo fatta vedere, eh? Guarda Dumfries come apprezza l'intervento difensivo di Inzaghi, che era un attaccante, ma quando c'è da fare fase difensiva ci si mette d'impegno. Guarda come cerca l'intervento, e avendolo mancato con il destro prova un intervento alla disperata anche col sinistro, quindi anche ambidestro Inzaghi, mentre Di Lorenzo si sta abbassando per prendere il pallone. Insomma, tutto regolare, mi pare tranquillo. Da qua si vede ancora meglio proprio l'intervento. Siete qualcosa di straordinario. Al 91esimo che il Napoli insomma prova gli ultimi assalti, si vede bene come siamo un pochino più a nostro agio con il 4-3-3, perché si rivedono le cose che conosciamo, con Lobotka tra i due centrali. Questo è il Rrahmani che può diventare idealmente il braccetto, Di Lorenzo che finisce centrocampista e McTominay più avanti. Anzi, McTominay è qua e questo è Olivera. Palla recuperata da Dumfries su un gong con una scivolata regolare. Grande intervento di Billing, perché poi qui negli ultimi minuti è questione di dettagli, di centimetri, si può perdere pallone mentre stai in avanti e rischi il siringao. Bravo Billing qua, intervento pulito sul pallone. E nel finale altro tiro ribattuto di McTominay, la palla sbatte qui e poi finirà a gong per quel tiro alla disperata. Qualcuno aveva detto qua la lucidità di passarla a Lukaku è difficile, aveva già caricato il tiro. Io più che altro in un mondo ideale, se l'allarghi e fai il famoso tiro a giro sul secondo palo, c'era un po' più di spazio, invece la palla dritta per dritta finisce tra le gambe prima di Acerbi, poi di Dumfries e poi tra le braccia di Martinez. Abbiamo esaltato Simeone nella difesa del pallone buttandosi di testa sul campo. Qua lo dobbiamo dire per Lautaro, che ha fatto una partita solo di sacrificio senza mai essere pericoloso. In questo caso vedi come si immola per cercare di bloccare questo tiro di McTominay. Alla fine penso che il tiro verrà ribattuto da De Vrij, ma Lautaro ci mette la faccia. Prima di passare ad alcune immagini del primo tempo proprio strette di tattica, strette sempre, purtroppo l'inglese. Non si dice cinese perché nel 2025 lo si può dire, però è sfiziosa l'immagine di Gilmour che abbraccia Philip. Guardate la differenza, perché quando tu fai una scelta, metto uno o metto l'altro, è una bella scelta proprio di filosofia. Scelgo un po' più di qualità, un po' più di dinamismo. Philip ti dà una mano sicuramente, però Gilmour ha dimostrato di avere qualità, ed è bello che i due che si contendevano una maglia alla fine si abbracciano con te. Altre segnalazioni di un Oriali bellissimo che va a consolare un Lukaku che sembrava non pienamente soddisfatto del pareggio alla fine, e ci dicono che Oriali lo ha tranquillizzato a dire: abbiamo dimostrato che ci siamo, che siamo lì, non ti preoccupare. Quanto è bello Oriali! E già al calcio d'inizio si vedeva questo 4-3-3 disequilibrato, insomma, come si dice? Insomma, manca uno qua, quindi non è bello divisibile, ma asimmetrico o il log perché vedete la linea 4 con uno Spinazzola che sta un po' più avanti, i tre centrocampisti, Raspadori, Lukaku qui e Politano esterno alto.
Insomma, grande lavoro richiesto a Spinazzola, che doveva fare il terzino, ma doveva fare anche in qualche modo l'esterno sinistro. Molto spesso lo stesso McTominay poteva andare ad occupare quella zona. Faccio un'errata qua, 1926, belli. Faccio l'errata corrige perché pensavo che ci avessero dato il fallo contro in un momento di gioco dove aveva preso la palla Lobotka tranquillamente. Invece il fallo che porta alla punizione di Marco arriva da questo fallo qua, palla contesa un po' in ritardo Rachmani, che viene ovviamente dopo il caso contestato McTominay-Dumfries, che è a tutti gli effetti, ragazzi, dobbiamo essere onesti, uno scontro di gioco, perché ci sta, perché vanno tutti e due per prendere il pallone, però da tifoso, ecco, se ti metti la sciarpa, uno senza sciarpa può dire la sua e dichiararsi pro o contro. Io da tifoso dell'Inter ti direi McTominay il pallone non lo prende proprio, arriva in ritardo, lo travolge, è rigore e non posso dir nulla. Viceversa, da tifoso del Napoli ti posso dire è uno scontro come ce ne sono miliardi a centrocampo. Avete detto che i rigori devono essere rigore, la massima punizione, ci hanno sempre detto, di conseguenza si dovrebbe guardare avanti, quindi per me è una situazione completamente borderline, dove se l'arbitro ha deciso che non c'è niente è normale che il VAR non intervenga. Però questa è la situazione con le polemiche che non se ne esce mai, e ci siamo. Altre polemiche ci sono state sul piazzamento della barriera. Partiamo dal presupposto che secondo me quella punizione lì non la prende nessuno, devi stare fuori posizione per prendere, cioè devi stare molto centrale già per poterti lanciare. Fa un gol pazzesco di mano. Si può pensare, però mi sembra di esagerare, che la barriera potrebbe stare leggermente più a destra. In quel caso Spinazzola salta e la prende in faccia, ma già da qui vedete che la palla non si vede, quindi è coperta. Possiamo immaginare che uno Spinazzola in questa zona, magari, forse, ma si vede da qui che la barriera non sta proprio sul palo, perché tu dal palo devi guardare dove sta il pallone, creare la famosa diagonale, bisettri, tutte quelle cose, insomma, tecnicamente se volete attaccare a uno lo trovate il modo di attaccarlo, però secondo me c'è da considerare che c'era anche un altro potenziale tiratore, che è Çalhanoğlu, quindi se tu poi la sposti da tutta quanta sul palo di là, rischi che Çalhanoğlu ti tira una bomba anche sul tuo palo, oppure fa lui la foglia morta e non la vedi proprio partire, e quindi ragazzi diamo meriti agli avversari e basta, per una volta. Da qui vediamo bene lo sviluppo del Napoli anche nel primo tempo. Di Lorenzo, posizione da mezzala, Politano qui isolato, e vedete come sono sempre vicini Raspadori e Lukaku, con McTominay che cerca di fare l'esterno sinistro, e da quello sviluppo si arriva poi a questa qua, che per me è una parata. Ovviamente poi la giustificazione è che non aumenta il volume del corpo perché lo aumenta in verticale, diciamo. Io sto aumentando il volume del corpo quando faccio così, però se il pallone sta arrivando addosso a me, in teoria ci sarebbe il mio corpo dietro se non l'avessi presa, quindi la protezione che fai per non prenderla in faccia, quindi sarebbe comunque sbattuta contro il corpo. Io questa spiegazione la accetto pure, ma non l'ho sentita altre volte. Abbiamo visto altri falli di mano chiamati perché era scomposto, era troppo lontano dal torso, e nessuno ha mai detto sì, però la palla sarebbe andata contro il corpo oppure da qualche altra parte, perché ci sono altri ostacoli, altri giocatori, le palle non vanno direttamente in porta, a volte sono dei cross. Come la mettiamo nome? Dovete avere un giudizio sempre lo stesso, altrimenti sembra che giustificate le cose a seconda della situazione e di quando vi fa più comodo. Secondo me questo ci poteva stare tranquillamente, ma avendo avuto il dubbio su McTominay prima, alla doveri. Avete risolto alla doveri. Poi però c'è sta pure questo qua che mi sta arrivando, preso dagli spalti, eccetera eccetera. Non si vede, ragazzi, qua la certezza non ce l'abbiamo perché non ci hanno fatto vedere nessun replay. Ma io ho risposto a tutti gli amici bellini che me l'hanno mandato: guardati la reaction, perché in reaction lo chiedo. Dice lo stadio che lo vuole, non lo vuole nessuno più, lo rivediamo. E insomma qua il movimento è il classico movimento che fai allungando il braccio per aumentare il tuo volume e ostacolare il cross di Raspadori che stava andando al centro. Con tutto il bene non te lo posso dire, è una macchia, non ti posso mai dire se l'ha presa col petto, col fianco o se lo prende con la mano. Ci resterà il dubbio, però
però nessuno ne parla. Bel tiro al volo di Lukaku che finisce di poco fuori. Lukaku ha fatto una partita seria, sono soddisfatto. Però di questo tiro di Lukaku va sottolineato il potenziale assist, il lancio di Gilmour, una palla bellissima, non banale, a scavalcare con l'effetto giusto, coi giri giusti, con la forza giusta. Gilmour bene, se entra nei meccanismi. È bello anche che l'abbiamo visto mezzala, perché togliere Lobotka è impossibile finché non sta male. L'abbiamo visto male, può essere pure che adesso riprende a carburare perché ha avuto il suo momento di flessione, però un Gilmour così te lo ritrovi finché non riprende anche sa. E qua sul passaggio di Rachmani di esterno all'Akvara, passaggio che proverà anche Okafor dopo, però leggermente fuori misura. Qua sta girando sto screenshot, sto frame un po' ingeneroso per Raspadori. Io però ne ho preso uno leggermente prima, perché si vede un frame dove c'hai tutta la porta spalancata e potresti tirare, ma c'è qua il momento in cui la palla gli rimbalza proprio sullo stinco e sta superando il portiere in slancio e purtroppo la palla gli rimane sotto e non la riesce a controllare. Peccato, perché porta male Meret qua questa uscita, un po' volabile. Bene invece Bastoni, perché qua Lukaku il gol lo stava facendo e bravo Bastoni, ma anche fortunato, perché non prende il pallone con il suo piede di intervento col sinistro, ma lo prende col ginocchio di richiamo, quello che sta scivolando, quindi col destro il pallone lo impatta Lukaku, lui lo anticipa, però in caduta lo ribatte e quindi si salva lì. Ma a Bastoni ha risposto Buongiorno, che è tornato a buoni livelli, sta in crescita ovviamente, e un paio di blocchi importanti, questo su Di Marco mica male, e l'ho rivisto più sicuro di sé, più sul pezzo, e molto bene, perché ci serve il miglior Buongiorno. Ci saranno sicuramente altre cose, voi lasciate il like. E insomma andiamo alle pagelle, postandoci però, perché bravi quelli del gruppo Telegram che mi ha detto ma potrebbe essere un 4-2, insomma il dubbio c'era stato e il Napoli la scrive 3-5-2 ma si comporta in 4-3-3, però l'abbiamo detto asimmetrico, cioè Di Lorenzo a fare il terzino, che però finisce qua, quindi lo sappiamo bene. Buongiorno più centrale, Spinazzola proprio qui. Poi ricordiamo ragazzi, con l'Inter è sempre un mal di testa, perché devi fare gli accoppiamenti e Gilmour andava forte su Bastoni, McTominay su Barella, quindi poi quando Barella si abbassa a fare la prima costruzione e salgono i vari bissec che deve essere eseguito da Raspadori. Insomma, in fase difensiva è un conto, in fase offensiva il Napoli, avendo avuto più il pallone, ci ha fatto vedere le cose del 4-3-3, quindi Politano più alto. Io continuo a lasciarlo qui Raspadori con McTominay pronto ad andare a occupare questa zona e Gilmour a fare l'Anghissà, cioè dinamico fino in fondo. Ogni tanto si abbassava, come fa anche Anghissà, con Lobotka che si può alzare un pochino, e insomma, col senno di poi, ma Billing avrebbe fatto lo stesso lavoro? Non lo possiamo sapere, come non possiamo sapere, e questo lo voglio ripetere bene, Conte non poteva mettere Billing, Gilmour nelle altre partite! Non possiamo sapere se mettendoli nelle altre partite Billing non ti faceva 5 autogol, oppure il fatto di non aver giocato prima gli ha dato più forza nel giocare adesso, c'hai mezza occasione la sfrutti, oppure non erano pronti, hanno lavorato e ancora delle cose, dei meccanismi non avevo capito. Non si può fare col senno del prima, che tu dici se avessi avremmo avuto dai, un po' di serietà, dai, non lo so, non lo puoi sapere, puoi avere il dubbio, sicuramente, se avesse fatto giocare Mertens, Spalletti quell'anno dello scudetto del Milan, non lo sappiamo, ci resta il dubbio, lasciateci il dubbio. Insomma do 6 a Meret, perché non lo ritengo responsabile onestamente sulla punizione, bravo Di Marco, e mi è piaciuta quell'uscita disperata, anche un altro paio di volte stava fuori dall'area perché il Napoli era altissimo e doveva giocare di conseguenza. Una sfilza di 6,5 di grande soddisfazione. Di Lorenzo 6,5, Rachmani 6,5, un paio di blocchi li ha fatti anche lui bene. Voglio dare 7 a Buongiorno, se permettete, perché sono stato un po' severo con lui nelle altre partite.
Conte. Questa partita mi soddisfa appieno, perché poi sì, non stava alla meglio Thuram, ma comunque hai silenziato sia Thuram che Lautaro e non è poco. Spinazzola 6,5, non una partita facile, Dumfries è stato un pericolo, però dovevi fare due ruoli praticamente, e dimostra comunque iniziativa quando avanza palla al piede. Ci servirà il miglior Spinazzola per avere più qualità in costruzione, quindi bene. Dopodiché do 6,5 anche a Gilmour per tutti i motivi che vi ho detto. Do 7 però a Lobotka, gli do pure il pallone onestamente, perché ci ha fatto vedere un altro pezzo del repertorio, lo strappo palla al piede con personalità. Un po' in dubbio, me lo potreste dire voi, fatemi vedere se c'ho il gruppo Telegram che mi aiuta. 6,5 perché ha rischiato tanto McTominay, però è un giocatore talmente presente per tutta la partita fisicamente che merita quel mezzo voto in più per me. Comunque massimo voto 7,5, forse troppo, minimo voto 6, ci sta il 6,5 per McTominay. Dopodiché do 6 a Politano, se quello che mi ha convinto di meno nelle scelte un po', però la catena con Di Lorenzo comunque funziona. Do 6 a Raspadori, non gli do l'insufficienza, ha avuto un po' di problemi di controllo del pallone, però come posizione in campo, come raccordo lo ha fatto. E 6,5 a Lukaku, doveva perdere completamente la sfida con Acerbi, invece non l'ha persa assolutamente e ha dato una grossa mano con le sponde e con la sua presenza. Diamo 7 a Philip perché questo gol ci lascia grandi speranze di un prosieguo di stagione. 11 finali, 10 finali, ho sentito, non so chi l'ha detto, 11 battaglie. Ecco, mi piace, se le chiamiamo battaglie sì, mi piace, perché si va in guerra con Conte, tutte quelle cose là, ma non sono delle finali perché esistono i giocatori diffidati, che poi salta quell'altro, quindi ci devi pensare. Non sono finali, però bene, perché ti apre a un prosieguo di stagione importante. Voglio dare 6 a Okafor, che credo in crescita fisicamente, ha dimostrato di avere proprietà di palleggio, propensione a portare la palla e a metterla in mezzo. Non è ancora al massimo, non lo so se ci arriverà al massimo, se ci sarà tempo, perché poi dovrebbe giocare, ecco, con continuità. Però 6, non mi sento di dare voto a Ngong, che non lo so, e idem Olivera, che ritorna qui, e adesso ci possiamo porre il problema, il bel problema. Ritorniamo con Olivera terzino, alziamo Spinazzola e quindi ritorniamo col 4-3-3. Ci sarà da divertirsi. All'arbitro io do 5 e a Conte il voto lo date voi. Mi sa che è venuto lungo, ma voi il like lo lasciate lo stesso perché siete bellini, e vediamo se riusciamo a organizzare la live. La classifica è interessante, però mo ci sta a Juventus si può far sotto e approfittare delle stecche di Inter, Napoli e Atalanta. Per fortuna noi siamo tutti contenti e non parliamo di un Napoli che dopo 7 vittorie consecutive siamo a 5 partite senza vincere. Però la riflessione è quella: guardate quanta differenza fa una partita che stai perdendo e recuperi e insulti come se avessi vinto, oppure una partita che stai vincendo e ti recuperano e recrimini come se avessi perso anche se hai fatto un pareggio. Io ripeto l'assunto iniziale: il Napoli contro l'Inter mi doveva dimostrare di non essere morto fisicamente e di giocarsela. L'Inter, lo diciamo, che ha delle difficoltà, degli acciacchi, dei giocatori che mancano, come però il Napoli, come molte altre squadre. Quindi a viso aperto ce la siamo giocata, abbiamo imposto il nostro gioco e vorrei rivedere questo Napoli qua per le partite che restano. Se è così ce la giochiamo, vediamo chi inciampa e alla fine tiriamo le somme. Mi voglio divertire poi più in là a parlare anche del Milan, perché stanno facendo proprio la fine dei tracchi. Seppure la Roma gli è saltata in testa, vuol dire proprio che stanno alla frutta. Da New York, Valerio Fluto è tutto, vi abbraccio e vi bacio. 1200 like, 100 like in meno perché la vi arriva in ritardo, però che soddisfazione.